Il liceo scientifico Leonardo, perlomeno molti studenti di questo liceo sono in assemblea permanente. Quali sono i motivi e da quanto tempo siete così in assemblea? Allora, questo è il nostro terzo giorno, abbiamo riscontrato una grossa maggioranza della nostra scuola che ha partecipato a questa forma di protesta. Questa forma di protesta noi l'abbiamo adottata per sensibilizzare i ragazzi, in quanto ora il governo ha approvato la buona scuola con un emendamento che sarebbe la 107. Questa legge dà assoluto potere ai presidi di mandare via i professori. Questa forma di protesta l'abbiamo detto per sensibilizzare i ragazzi a firmare una petizione che verrà emanata dal 1° gennaio a livello ministeriale dalle scuole di Roma, in modo tale che tutti i ragazzi, raccorrendo un tot di forme, potremmo abrogare questa legge. Un altro dei motivi è il taglio che sta approvando la Regione Sicilia sia alla sanità sia all'istruzione, in quanto i politici creano dei debiti e noi lo ripaghiamo con la nostra pelle, tagliando soldi che servono a ristrutturare le scuole oppure a migliorare gli istituti dove noi stiamo giornalmente. Un problema appunto che è del nostro liceo sono la maggioranza dei ragazzi nelle classi. Con questi soldi si potrebbe anche richiedere un altro plesso o ristrutturare un altro plesso per noi ragazzi. Come avete organizzato questa assemblea permanente? Intanto abbiamo ricevuto 1238 adesioni alla partecipazione di questa protesta. È una protesta che parte da questa scuola, coordinata con tutte le scuole della provincia. La nostra organizzazione parte dalla mattina, quindi dalle ore 8, apertura ai cancelli, alle ore 9 fare una piccola assemblea in cui si spiega e si parla dei motivi della protesta, si sensibilizza i ragazzi. Alle ore 9:30 vengono effettuati i corsi all'interno del secondo plesso, ovviamente corsi del tutto istruttivi. Alle 11 vengono terminati i corsi, 11, 11 e mezza, dove vengono convocati tutti gli studenti in palestra per fare una nuova assemblea. Cosa serve questa assemblea? Diciamo, a parlare di ciò che si è fatto all'interno dei corsi effettuati precedentemente. Anche le altre scuole, molte scuole della provincia sono partite con noi giorno 9, in pratica convocando un'assemblea istituto e dichiarando lo stato di assemblea permanente o autogestione.